una cerimonia per commemorare le vittime del tratto incompleto della 4. Questa mattina sono stati tanti i sindaci del Veneto orientale e non solo che si sono raccolti ai caselli dell'autostrada di Noventa prima e Gruaro poi. Un momento simbolico e significativo espresso anche dai gonfaloni listati a lutto per gridare con forza che si metta fine alla strage continua di vite in quello che ormai è conosciuto come il tratto maledetto della 4. Questa oggi è una giornata non contro qualcosa o contro qualcuno, ma una giornata che tutti assieme vogliamo fare squadra e risolvere questa situazione. Quindi assieme ricordiamo le vittime di questi anni, purtroppo, proprio perché vogliamo sottolineare la vicinanza alle famiglie e ai loro cari. Abbiamo una media di un deceduto ogni 2 settimane e questo è inammissibile. Non abbiamo strumenti per poterlo fermare, ma abbiamo strumenti per gridare ad alta voce che questo è inammissibile. Non è più pensabile che non torni a casa un marito, non torni a casa una sorella, non torni a casa una madre mentre sta viaggiando per motivi di lavoro, per motivi personali. È arrivato il momento del fare. Oggi siamo al governo, come noi moderati e Coraggio Italia, e necessariamente dobbiamo parlare col nostro ministro per far sì che questo tratto autostradale trovi la fine dei lavori e trovi soprattutto la fine di questa viabilità assurda che porta alla morte nelle case delle persone. È soprattutto un atto umano, un atto di sensibilità nei confronti delle famiglie, necessario, dovuto. 11 milioni all'anno sono i transiti in uscita dal casello di Noventa, una mole enorme di traffico veicolare e comunque in aumento per una infrastruttura strategica anche per l'economia del paese, che fa parte del famoso corridoio numero 5, il collegamento Lisbona-Kiev. È forte quindi la necessità di una messa in sicurezza e a chiederlo, accanto ai sindaci, c'erano anche parlamentari del territorio, oltre a rappresentanti di regione, città metropolitana, categorie e sindacati. Ma la richiesta andrà anche ben oltre perché i primi cittadini sono pronti ad arrivare fino al Quirinale, chiedendo un'audizione al capo dello Stato. Abbiamo chiesto anche alla Presidenza della Repubblica che i 22 sindaci vengano ascoltati e all'attenzione del Presidente e noi speriamo che anche questo passaggio venga effettuato e che con grande forza venga ascoltato il territorio. La strada è proprio il simbolo di quella che è l'attività economica di un paese. Noi siamo qui a richiedere che le strade siano luoghi sicuri. Troppo spesso vediamo disattenzioni, troppo spesso notiamo ingorghi derivati dall'incapacità del flusso stradale di assorbire la grande mole di traffico che in determinati periodi dell'anno qui si manifesta. Questi sono tutti temi che devono essere al centro, oltre alla costruzione nella viabilità del nostro territorio. Al governo cosa chiedete? Al ministro Salvini, al neo ministro delle infrastrutture, chiediamo di mettere in cima alla lista delle priorità questa terza corsia che da anni merita di essere completata. È un'opera infrastrutturale nevralgica e importantissima per il territorio, ma non solo per il territorio, ormai è una via d'accesso dall'Europa verso il nostro paese, quindi non possiamo più continuare a piangere i nostri morti. Siamo qui oggi per commemorare le vittime di questo tratto maledetto, ma adesso è ora di passare ai fatti e quindi chiediamo al Ministro di intervenire immediatamente. Ogni giorno la Regione del Veneto insieme col Friuli Venezia Giulia sta costantemente monitorando sia per quanto riguarda creare le migliori condizioni di sicurezza ancora nel periodo di realizzazione dell'opera, sia accelerare tutto quel percorso di nuove concessioni e di reperimento delle risorse finanziarie che permetteranno di realizzare l'opera nella sua interezza, che vi ricordo è una delle più grandi opere pubbliche che si stanno realizzando in Italia per un costo complessivo di 2,5 miliardi. Penso che potranno essere previste nuove risorse finanziarie anche da parte del governo, se lo riterrà, noi lo proporremo per fare in modo che anticipando delle risorse da parte dello Stato si possano accelerare i lavori. Quindi bisogna andare in questa direzione, bisogna farlo tutti insieme con un senso di comunità per il rispetto di tutti coloro che ci hanno perso la vita e per essere coerenti con gli impegni che si devono prendere nel territorio. Da parlamentare in maggioranza vigilerete sulla celerità di questi lavori? Guardi, allora noi adesso sono appena stati anche appunto date le deleghe dei ministeri e abbiamo il ministro Salvini che ha scelto una delega così complicata proprio per essere presenti e risolvere le complicazioni che ci sono nel territorio. È stato detto anche oggi, si parla di un progetto che ha una valenza nazionale, pertanto importante. Io ho avuto modo
di anticipare un attimino, attenzionarlo, so che sta valutando tutto, ma sono certa che, come è stato in precedenza, ora ci saranno i tavoli opportuni dove ci si metterà all'atto pratico per valutare assieme alle regioni e agli enti preposti tutto quello che si può migliorare.